come ti trovi qua? Bene, Sì. sì. Ma se dovessi cambiare qualcosa su Ceregnano? L'asfalto, perché c'è molte buche anche sulla strada dove abito io, quindi sì. Ma tu sei giovane, quindi Sì. a voi giovani, a parte che ci sono pochissimi giovani, un giorno la giornata di lavoro, eccetera, però per voi giovani cosa c'è qua? Beh, gran poco, Sì. gran poco. Com'è questo paese? Siamo messi male, Perché? Poco movimento? oramai. A parte che più o meno sono tutti uguali. Però lei ha occhio in pensione, vero? Sì. Di solito si dice chi è in pensione è tranquillo, sta bene. Lei invece è un po' pessimista. No, non è che sia pessimista lei, che ti arrivi fin lì e basta. Niente da fare. Non è né bravi né furbi. Perché vi siete trasferiti da questa città della felicità che il mondo invidia? No comment. Extracomunitari. Allora, qua torniamo sempre alla descrizione iniziale di un paese, di un comune fatto di diversi paesi, e ogni comunità ha le sue caratteristiche. Allora, probabilmente stamattina hai girato per Ceregnano, Ceregnano magari ce n'è qualcuno in meno di residenti. Se penso alla frazione di Lama Polesine o di Pezzoli, lì qualche immigrato c'è. E in gran parte c'è un'ottima integrazione, non ve lo nascondo, sia che se vengano dall'est Europa o dal Nord Africa, insomma io noto tanti casi positivi di buona integrazione. Lavorano, quindi si integrano anche per la maggior parte sì. Voglio parlare solo delle cose positive, quindi sì, sono le nostre scuole, quando facciamo gli incontri con i ragazzi, perché appunto abbiamo per fortuna abbiamo delle scuole molto attivi, quindi anche si collabora col comune, abbiamo avuto degli eventi natalizi dove abbiamo riempito la piazza di bambini, e vedere qualche ragazzo insomma con tratti somatici insomma che magari orientali o nordafricani fa piacere, insomma vedo un'ottima integrazione con le nostre scuole, quindi sì, non c'è problema. Bellissimo paese della felicità. Tu quanti anni è che sei qua, che lavori qua? 40 anni. E quindi l'hai visto un po' cambiare o meno? Si è cambiato totalmente. Ah sì? La gente si butta più verso i centri. Io ho visto molti anziani nella giornata di lavoro, eccetera. È sempre così? Sempre così. Oggi manca anche banchi. Manca i banchi qua perché sono tornati in ferie e allora non ci sono. Ma la domanda anche commerciale, cos'è che consumano qua di più? Qua siamo salami. Vengono per i formaggi e salami. Formaggi e salami. Ma c'è un'inflessione anche dei gusti ferraresi o proprio No, più sul Veneto. Sì, quindi salamina da sugo, quelle cose lì non le vogliono. No. E lei è forse il presidente della Proloco con più continuità, o sbaglio? In Italia, aspetta, perché qua parliamo di numeri importanti. Non so se questo sia un titolo onorifico o da essere preso in giro. Sì. No, è un dato di fatto. Sì, quindi... Come dato di fatto, sì, presidente del comitato promotore dal 72, presidente della Proloco dal 77, per continuità che lo sono ancora oggi, nonostante che io metta a disposizione, risulta dai verbali, la mia carica. Credo di essere senza dubbio il presidente di Proloco per continuità più vecchio del Veneto e uno tra i più vecchi d'Italia, un po' per l'età ma senza dubbio per la continuità. Ecco, le Proloco di solito sono assemblatori di vari comitati, di solito ci si collabora. Io mi ricordo interviste che feci una decina d'anni fa, che forse di più, che c'erano tanti altri comitati, che parrocchiali o altro, e poi c'era l'amministrazione che dava una mano. C'è ancora questa collaborazione o purtroppo c'è una competizione che poi indebolisce una delle varie attività? Beh, per quanto mi è dato da esprimermi sotto il profilo constatativo, non giudicativo, intanto non ci sono quasi più associazioni ed è un SOS per il volontariato a tutti i livelli, e questo è un male, perché troppe associazioni può creare divisioni, come in quel momento c'è stata qualche associazione un po' antagonista una con l'altra, ma non più di tanto. Adesso non c'è quasi più nessuno e questo è un male, perché la vita di un paese erano i comitati parrocchiali, erano le Proloco, le associazioni sportive, i ricreatori, ma oggi un po' per le mutate esigenze, un po' per cambiato, un po' perché i giovani sono lontani, ma credo che siano lontani anche dalla politica. Addirittura io, essendo
nel settore anche professionale non c'è neanche più gente che vuole fare le professioni. Ecco, noi come Proloco stiamo vivendo, siamo persone che viviamo con continuità, siamo tranquilli nel nostro operare, però al di là delle apparenze siamo poco sostenuti a livello pubblico e abbiamo difficoltà a esistere sul territorio, ma comunque viviamo con rispetto degli altri, chiediamo rispetto e facciamo le battaglie, perché essere Proloco non vuol dire fare la sagra da mangiare e bevere, ma essere Proloco vuol dire, come noi a suo tempo siamo stati i primi a provare la navigazione turistica del Canale Bianco, siamo stati quelli che hanno attivato una società ciclistica, che abbiamo fatto corse per dilettanti per una seconda e una mostra provinciale mobili. Siamo convinti che Proloco vuol dire fuori dall'uomo, fuori dal territorio, pertanto anche le battaglie ultime che abbiamo fatto per tutelare il territorio, che non erano contro qualcuno, ma era di tutela e valorizzazione del territorio e della sua vivibilità e delle genti del territorio.